Poco prima di Ferragosto una mamma di tartaruga marina della specie caretta caretta aveva deposto le sue uova sull'arenile della spiaggia di Cannatello ad Agrigento. Grazie a una pronta segnalazione si era subito così messa in moto la macchina dei volontari dei progetti Tartaruga Marine ed Euroturtles del WWF per mettere in sicurezza il sito. La schiusa delle uova si prevede a partire dalla prima decade di ottobre ed è per questo motivo che l'altro ieri i volontari del WWF hanno collocato una rete per creare un corridoio di fuga verso mare per le tartarughine che dovessero nascere. La protezione con la rete si rende necessaria perché in caso di nascita, in assenza di personale di assistenza, le piccole tartarughe potrebbero prendere un percorso sbagliato, attratte dalle luci della costa e della strada, per cui i cittadini sono invitati a segnalare subito ai volontari del WWF l'eventuale presenza di tracce anomale che possono far pensare alle tartarughe. È grande l'affetto che gli agrigentini hanno dimostrato nei confronti di questo evento, legato alla natura, ed è per questo che il WWF non finirà mai di ringraziare quanti si sono messi a disposizione per effettuare controlli, segnalazioni, dimostrando che la civiltà è viva e vincerà. Oggi ci siamo qui riuniti tutti volontari e assieme anche a altre persone che sono ovviamente interessate a questo evento che si manifesterà tra qualche giorno e quindi siamo tutti contenti appunto della possibilità di schiusa delle uova della tartaruga caretta caretta, siamo tutti in attesa di questo evento. Abbiamo messo in sicurezza il nido di Cannatello ad Agrigento, dove speriamo che a far data dai prossimi giorni possa avvenire la schiusa delle uova di tartaruga marina che sono arrivate da queste parti giusto alla metà di agosto. Quindi speriamo che la natura baci anche Agrigento e nella fattispecie questa contrada, perché se la merita Agrigento come tutti gli agrigentini. Grazie.